Noyar è la località che si trova a un par di chilometri più a sud dal Ciafluc San Zorz. La prima volta Noyar si lo nomena in un rodul censuari dal capitolo di Aquilee. A lei il documento di charte scritto per Furlan più antico che esiste. Il documento è dal 1201, ma si riferisce a un altro più antico dal 1100. Il nome dal centro abitato diviene dal latino tart e popolare nucarius, arbol di coculis o cocolar. Più tardi, in un altro documento, Noyar viene menzionato anche come castrum, una fortificazione con un fossolato tutto attorno dal paese, specialmente le parti non protette dal fiume, ma che vuoi non esiste olme. La antica iglesia dal 1400, fatta sulla riva del fiume, è dedicata a San Leonard di Doblac, il santo protettore dai carcerati che sono imprigionati senza nessuna colpa. Drenti in una misteriosa antica barcognetta stimata dall'undicesimo secolo, parte forse restate da iglesie più antiche, si vede una piccola statua di Sant'Antonio. Ai piedi del santo sono una pietre staronzate, reste di un'antica aghesantiere, si lei scolpite la data di 7 di marzo del 1467. Queste è dove essi la data di dedicazione d'eglesie. In eglesie più antiche esistevano due altari, un dedicato al San Patron Leonard, che l'altro altare gli era dedicato a Madonna de Neve. Stante una conte antiche, il culto de Madonna de Neve pare che fosse arrivato a Noyar in seguito alle brutte esperienze di un marinaro dispiarduto dal mezzo del mare, sotto di una bufera di neve, che si salvò arrivando dal port di Noyar dopo aversi avvodato a Pont a Madonna de Neve. Ogni anno, di fatto, la prima domenica di agosto viene venerata la Madonna de Neve con una grande festa popolare e religiosa. La Madonna che viene su dal mare. Drenti iglesie dal di Divue allora si può vedere la statua de Madonna de Neve dal suo altare mettuto sotto di un biel arco inquieto dal 400.
il biel altar con la pale appena restaurata dal 700, con le figuris del Redentor, la Vergine Maria, San Leonard e San Nicole. E la coppia dal miliar roman che al sostengo un burcio di marmol con gli svelis di bronzo, opere di Gigi Di Luca. Queste opere artistiche rappresentano il simbolo de storia marinare del paese. Il miliar roman originale invece è letto al Museo Archeologico di Udine. Noiar, cittadina nasciuta sulla riva dritta del Flunquar, ha avuto funzione di port fluviale fin d'antichità. La attività del port è documentata al mancul fin dal XVI secolo, ma di sicuro è tanto più antiche, forse anche protostoriche. Testimonis sono li tanti ceramici sgropolosi chattati lì attorno. La spada e il falzut deete dal bronzo tirato su dal Flunquar in seguito a lavori di bonifiche sono i reperti che testimoniano l'antichità della popolazione che vive lì al mancul 3500 o forse 4000 anni fa. In ete romane lis lucernis e anforis ciatadis dal dulintor a testimoni in la vivarosità commerciale di quel popolo, ma la pierre miliar romane è il reperto più importante perché è la prova dal passaggio per noiar de vie anni, o forse dal suo tronco più antico. La strada è passata il quar talvolta dal Ces sul Punt del Giai, giusto lì dove che in questa riproduzione si vede scritto vestige del ponte d'Orlando, anche se osavin che questo non è il Punt d'Orlando, ma quel del Giai. Come che osavin anche di più delle nostre storie, il fall è evidente, ma in che volte che han fatte la certe si vede che il Punt Orlando era nominato più di quel del Giai. Le prime metà dal 1800 in queste part dal Flum, in team di basse maree lineas che avevano derivato fin sul port di Noiar, con la carene attocciavano gli spieris dal punto sdrumato là sotto, e allora, per non rischiare, avevano scognuto a fuori il volt dal Ces, drezzante il Flum. Dal muart dal volt dal Ces, anche muove si può vedere il quartut de imprese taverne, che zata al 1890, con sgiavadors e draghis, avevano scominciato l'attività industriale di rettifiche dai volts dal Flum. In antico Noiar è sempre stato sotto dal capitolo di Aquilee e è restato così fin dal 1807, quando l'amministrazione napoleonica ha fatto il riordine dai comuni. È stato in questo secolo che i possidenti di terre avevano cominciato la coltivazione del riso. Vecchi documenti che dimostrano che i vucetici dal Pradat e Sacil, terreni dal Dulintor dal Ces del Giai, per qualche tempo avevano istituito riseris, coltivazioni poladis dismetudis. Lui di resint, dai primi anni dal Novecento, con la edificazione delle fabbriche del zucchero a 2 passi dal port, Noiar al dovente paese industriale. La fabbrica di Noiar continuerà tal tempo la sua lavorazione o produzione che durerà fin agli anni 70. Ma tal frattempo sono scloppati 2 guerre. Le prime guerre mondiali, la di Noiar e di San Zorz, e può vantare l'amicizia dall'eroe Nazario Sauro, che come marinar al conosceva ben tanto la di Noiar che di San Zorz. Pote fos dal quar si materializzò la prima battaglia navale, contro il distaccamento austriaco di Portobuso.
La seconda guerra mondiale, il deposit petrolifero Cix a Moncisa e il port e la fabbrica di Noyar a forin bersagliats più volte dai chiazze bombardiers inglesi. Dagli anni 60 a Noyar si insedarono i primi stabilimenti de zona industriale a Usequar, soprattutto in Planais. Tornando al port, questo è il look che per tradizione all'identifica e al nobilite Noyar. Ha letto al corso dal 1800 che a San Zorz si consolida una forte tradizione marinare, tanto è vero che in quel secolo dal port di Noyara sono ancorati derive o abbordati in port diversi trabacui, goletti e veliers di tutte le dimensioni. Tra le due guerre mondiali, di fatto, la marineria sanzorzine era arrivata a avere più di 100 unità, durante i parons di barce erano quasi tutti di San Zorz. La marineria sanzorzine è andata al mancul fino a scomparire a partire dalla seconda guerra mondiale. A Noyar, un po' più a sud dal port storico, è il nuovo port commerciale Margaret. Questa moderna realtà portuale e collega il Friul con le migliori realtà commerciali delle nuove Europe. Dal port vecchio di Noyar, ormai diventato storico, non resta che una bancina vuote, in spiete che qualchidun le torni agli emplati barcis, come un tempo. Se ogni anno il Port Vecchio al fas di scenari alle grandi feste de Madonna de Neve, alle agrate dei vaius pre Pauli Verzegnas e Placido Filiput, che con loro impegno e la geniale invenzione dei lumins che avevano io al flum, il port resta ancora vivo e funzionale. Di questo port si ha di continuarsi a portare i pellegrini a Barbane a Preala Madonna, ma per continuare a mantenere la nobile nome di port, non vien di contentarsi d'ome di questo, o vien di scominciare a pensare ad altri di miglior, mandi?